questa è un'altra delle torri del nuraghe. Il corridoio che abbiamo visto nella prima torre si collega a questa. Da qui in poi si poteva proseguire il camminamento all'interno del nuraghe passando proprio sotto questo corridoio architravato. Qua possiamo ancora vedere alcune delle architravi che fungevano da copertura del tetto, e con questo andamento leggermente curvilineo che tende verso la parte meridionale del complesso nuragico si arriva poi ad una successiva torre, quella che aveva il compito probabilmente di controllare tutta la parte a sud della piana dei Cicerri. Quindi incontriamo prima il Monte Ida, dove c'è un importantissimo sito di età nuragica, di età tardo-nuragica. Siamo attorno all'età del ferro. Lassù il professor Taramelli già agli inizi del Novecento trovò un cospicuo deposito di spade bronze, oggi conservate al Museo Archeologico Nazionale di Cagliari. E ancora oltre, l'ultimo skyline vede appunto la presenza dei Monti del Sulcis, con una delle vette più alte, il Monte Arcoso, che supera i 1000 metri di altezza. E ancora oltre, vedete sulla parte sinistra il golfo di Cagliari. Da qua si può ben scorgere